Mandi, mandi, dal disegno per furlan, che tu ti visi, quando tu sei lontan, non tu viodarà, cui sapere troppo. Buonasera a tutti e bentornati a questa terza puntata del corso Imparin il Furlan. Io mi auguro di cuore che l'ultima volta non si siete spaventati quando avete attaccato a chiacchierare di robe un po' difficili. Come che sapete, tutte le lingue hanno di speciale e così anche il Furlan hanno le di mancul. Come che si usati a fare di solito prima di attaccare la nuova lezione, di giorni in curto ciò che avete fatto la volta passata, che è il covente per tornare a infreschiare la memoria. Dunque, se si pensate che a volte aveva portato l'attenzione su 4 elementi particolari della lingua furlana. Il pleonastic, che parola difficile, che dopo tanto difficile non era, viene a stare l'indoppleamento del soggetto e per spiegarlo avviene anche coniugato il verbo iesi, come caiodeis anche dal spielut che viene riportato qui us not. Dopo vengono tutti insieme i sons che e gli, che erano prepalatal, sort e sonoro, e le vocali lunghe. Abbiamo detto che qui erano gli elementi particolari della lingua furlana. Avete di sapere che, per quel che riguarda le vocali lunghe, uno dei problemi che capita in spesa quando scrive solo il computer è che molto facile scrivere queste vocali. Ecco. Allora, us not, us dicono una dritta anche su cemut che si ha da scrivere al computer le vocali lunghe. Ad esempio, la A si scrive droppando il tasto Alt e per cui non sa dove è, basta chiamare che è la barra spaziatrice e subito su a sinistra è un tasto piccolino dove è scritto proprio Alt per zore e dopo batti su la tastiera che scodice qui 0, 2 e 26. Voi già sapete che sul computer i numeri sono 7 in alt che in banda. Ti inizi al chiat con la mano ciampe l'alt e con la destra facete 0, 2 e 26 e come per magia salta fuori la A. Se invece avete la scrivi la I, avete di fare alt plus un altro codice che è il 0, 2 e 30 volt. Quando invece avete scrivi la O lunga, avete scrivi alt, sempre tenete al chiato, l'alt cosa è detto prima, plus 0, 2 e 44. Se avete scrivi invece la U, sempre alt, plus 0, 2 e 51 e per finire con la E, con la sempre come vocale lunghe, alt plus 0, 2 e 34. Ecco, cosa che sono meno stupidaggine, però quando viene da scrivere, non scoventi per sapere come fa per inserire queste vocali lunghe. All'inizio bisogna imparare a disegnare con sfogliuto, dopo eventualmente tanto automatiche su questa tastiera si fa a spall'ordine. Dopo viene detto che l'ultima caratteristica del furlan è il plural sigmatic. Si pensate che viene detto che le parole furlanes al singolare per fare il plurale basta che si giunti una S e perché si chiama il plural sigmatic. Dunque, scovergeremo plan planin una alla volta tutte queste caratteristiche che ho nominato come e tante altre anche mo. Vi detto che la volta stata si è fermata a chiacchierare in particolare dal pleonastic. Viene a stare dall'indoppleamento del soggetto ogni volta che noi chiacchieriamo. Difatti, per tradurre l'italiano tu vai, in furlan si dice tu vas. E come che sentite, il soggetto viene ripetuto 2 volte. Roba che in italiano non succede.
Il furlan è pleonastico in tutte le persone, qualche volta viene smorseata, viene mangiata di una banda di cheate. L'unica persona che resta intera è il tu. Se in taccoine, come che viene detto tante volte, si dice io o voi, avete anche ricordato che in questa varianza può dare inchiatare io a voi o ben io i voi. Quindi, diciamo, se in ta varietà ufficiale, che è la coinè, io che ho scritto io o voi, girante i paesi da chiarne, io poi darei che ho scritto anche io, i, voi, come che vi detto tante volte, oppure io a voi. Vi detto che quella qui è come che io avevo scritto io, voi. E come cosa detto prima, si dice che viene smorseato, perché anziché tiatarlo in forma intera, io, voi, di una banda si tiate la O, di un'altra banda si tiate la I, di un'altra banda in chiamò si tiate la A. E come che viene fatto, quel che si chiama in furlan un struc di ciò che viene detto la volta stade, a passin a io dell'argomento di usnot. Venga sta i sons prepalatai che e gli. Perché si chiamano prepalatai? Tutte le lettere dall'alfabeto hanno una loro definizione in base a ciò che il son esce da bocche. Se faceți caso, quando pronunciais questi due sons, a sentire che la lingua è prima dal palato in tabocchia. Se provate a dire che e gli, a sentire che la lingua ha poche. Dopo, la differenza tra uno e l'altro è che il primo è un son sorto e che il secondo invece è un son sonoro. Che vuol dire? Il sorto e il sonoro vengono dati dalle vibrazioni che hanno le squadre quando noi mettiamo fuori un son. Se voi provate a dire che e mettete il dito, la che sono le squadre vocali, sentite che non vibra nulla, che. Se invece provate a dire gli, mettendo il dito a queste squadre, sentite la vibrazione. Ecco allora che questi due suoni vengono chiamati prepalatali, appunto perché quando si dice la lingua tocca dal palato sort, perché non ha nessuna vibrazione, e prepalatal sonoro, perché quando io lo dico, le mie squadre vibrano, ma non come le mie, anche le vostre. Per io dice che usai appena detto, basta che mettete, come cosa hai detto, il date davanti al quello, che proprio la che sono le squadre. Provate, non è una stupidaggine, si capisce in tante robe. Però questi due sons qui hanno una loro storia che merita di essere contata. Potete immaginare troppe difficoltà che hanno avuto con la del tempo, i scrittori che si sono chiamati a dover rendere graficamente, vale a dire per iscritto, un son che era così difficile in tal lingua. E allora la storia attacca in questa maniera. La prima volta che si è lucchiato scritto, allora è stato scritto così, ad esempio, chiase oppure ghiat. Perché? Perché non arrivavano ad ora di chiattare una maniera per far sì che il son fosse rappresentato graficamente. E qui è scritto così Pieri Zorut, che è uno dei più grandi e importanti poeti della nostra cultura, scrittore di letteratura furlana. E qui è circa, diciamo, dante la data di nascita di morte dell'autore, 1792-1867. Quindi, la prima volta che un scrittore si è ponuto il dubbio se molto scrive che sono, ha chiatato questa soluzione. L'anno in davanti è saltato fuori il vocabolario Pirona, che è il caposaldo dei vocabolari della lingua furlana. All'era il 1871 e il Pirona ha detto, orpo dice, io penserei di scrivere così. E l'ha scritto, chiase, con la virgoletta così, e senza tante storie, se la chiamava H e l'ha scritto giat. Il nuovo vocabolario Pirona, quindi un'evoluzione, che è stata fuori dal 1935,
Alla chiattata mo un'altra soluzione. Alla detto, avin via tutto e scrivendo dome ciase e giat. Però, voi già capite bene che così scrivendo, quando io voglio a lei, non le avrei mai chiase o giat, mi vengerei di lei ciase e giat. E allora che succede? Avendo avuto scelta un po' di tempo, e finalmente dal 1952, quindi anni in avanti, Giuseppe Marchetti o Joseph Marchetti, che alla scrittura la stanza zobe esempio i lineamenti di grammatica friulana, alla chiatà la soluzione. Dice, no, secondo me che sono qui per rendere il mio avendo da mettere insieme due sons. A mettere la C e dopo mettere una I lunghe, d'oglie, e così abbiamo formato che abbiamo chiamato un digramma, vale a dire dos lettere mettude d'oglie, così l'ha fatta anche per G. L'ha detto mettiamo una I lunghe d'oglie e alven il nostro G, che il cadroppino chiamò in ora di voi. Questa è un tic la storia del G e del G. Io dico però, quando avvengono droppati e c'è muto, così facendo un passato alla volta, arriveremo ad ora di capire meglio. Allora, tacchino col prim, mettiamo 1 e 2, così non si sbagliano, e tacchino col prim son. Il C, dove si chiatta? Allora, si chiatta in principi di paraule, si chiatta in quarp di paraule, come facciamo in esempi, e si chiatta a fin di paraule. Queste qui sono robe che sono dette così, ma io direi che quella dal tempo capiscerei anche il perché. Cioè vuol dire in principi, se io ho la paraula chiase, questo è il son e si chiatta in principi di paraule. Se invece la paraula inchiocasi, lucchiati talmente da paraule e che vuol dire in quarp. Oppure lo può schiattare anche alla fine, ad esempio, se io dico la paraula parinch, io dico che il son si lucchiata alla fine. L'importante, la roba importante da dire è che se ti cassicchiate all'inizio, se ti cassicchiate talmente o ben alla fine, si scrive sempre alla stessa maniera. L'unica roba che bisogna avvisarsi sempre è che se che sono qui, se chi è seguito da una I, bisogna scrivere anche la I. E come us faccio un esempio. La parola tazzina, chiccare, si ha da scrivere così. Chiccare. Allora, che il son qui al covente per dire il nostro chi. Se io non mettessi la I, allora chiccare, che non sarebbe giusto. Ecco perché si dice che quando dopo il son prepalatale ande una I, bisogna scrivere anche se sono che siete in dosi attaccate, ma in realtà questa I lunga fa parte del primo digram che abbiamo detto, l'unione delle due lettere per dire il son chi. E come finendo questa lezione col son G, col secondo son, e non scoperto anche qui dove che si mette. Allora, questa qui sempre potevi non cancellare che tocca qui, in principi, abbiamo detto in quarp, portate pazienza che io la riesco alla fine dopo tutto sarà più semplice, a fine di paraule. E come facciamo esempi? In principi abbiamo ad esempio la parola ghialine e qui il son è all'inizio. In quarp, ad esempio, la parola burro si traduce in furlan con spoglie e qui è talmiec. In fin di parole non si lucchiate mai, a differenza del chi, il G non si lucchiate mai alla fine delle parole. E anche che il son qui
come il C, se da ur alla un I, bisogna scriverlo. Faccio gli esempi, la parola è pagina. Pagine. Perché? Se io questa I qui non la scrivessi, allora pagine, che non è giusto. Mentre che se io voglio dire giusto pagine, scrivi anche la I dopo dal mio prepalatale. Mi auguro che fin come siete tutti chiari, che non si siete spaventati più di tanto, perché le robe dal furlan sono tante, sono belle, ma come tutte le lingue bisogna studiare. Per un momento bisogna anche puntare l'attenzione su ciò che è stato detto e magari chiappare qualche punto, chiappare il quaderno di furlan e scrivere le robe che vi interessano. Un saluto anche ai nostri riguardanti che a poco si fa il troppo e spiete a prossime puntate di Imparare in Furlan con un chiaro mandi. Mandi, dal disin per Furlan, che tu ti visi quando tu sei lontano. Non tu vioderà, qui sa per troppo